Un parere su questa partita? Ma sinceramente credo sia stata una partita discreta da parte del Napoli. Forza Napoli! Più che altro nel secondo tempo abbiamo iniziato un po' più a giocare. Sì. Allora dimmi 3 top di questa partita e uno o più nomi che magari non ti hanno convinto al 100% chiaramente oggi. Allora, parto dai 3 che non mi hanno convinto. Ok. Allora, un po' il portiere magari nelle uscite non usciva molto spesso. Poi credo Beukema e Lucca. Ok. Mentre i 3 che mi hanno convinto, vabbè, De Bruyne si vede il tocco, la qualità del giocatore. Poi possiamo vedere Politano e Neres. Ok, grazie mille, grazie per questo tuo commento, perché è corretta l'osservazione. Politano quando è entrato ha fatto la differenza. Forza Napoli. Paolo, buonasera, tu che sei solitamente catastrofico, cosa ci dici di questa partita? No, quello che ti ho detto l'anno scorso, dopo la partita con gli Ignazia che stavamo lì fuori, Sì. ho detto partite che non contano nulla. Ecco, allora ci troviamo veramente d'accordo adesso. Meno male. Sì, si dovrà criticare più in là. Ma non, assolutamente non c'è un verso di criticare una squadra che è ancora al 20-30% della preparazione, quindi aspettiamo un attimo qualche mese, ti dico, perché anche le prime belle partite, sai, ancora Sì. aspettiamo come minimo il mese di ottobre-novembre e vedere una squadra che sia comunque al 100%, le prime partite Champions, partite europee, tutto il resto appresso. E vediamo un attimo, ma io credo che questo non è il Napoli, che non è possibile. Lang ad esempio ha giocato male, ma non è questo il Lang che vediamo. Politano appena entrato sicuramente ha fatto bene, da Mazzocchi si può chiedere poco in più rispetto a quello che sappiamo. Bisogna vederli tutti quanti al 100% col massimo della preparazione e poi magari vedere De Bruyne. Non mi permetto però onestamente. Bisogna aspettare che sia in forma, lo vedo molto appesantito, anche quando si è allenato all'inizio si vedeva era molto appesantito, non era molto sciolto, quindi bisogna un attimo portarlo al 100% e poi magari vedere. Sono sicuro che non è questo il De Bruyne che conosciamo, l'abbiamo visto per tanti anni. Più che altro consideriamo che questi ragazzi stamattina si sono anche allenati e l'allenamento di Conte non è banale. Grazie mille Paolo, grazie. Chi si vuole aggiungere per un commento su questa partita? Sei preoccupato per questo risultato? Non mi dire, dai. Allora, diciamo che sono partite di rodaggio, quindi poi il campionato inizia il 24 agosto e da là capiremo che cosa ha fatto veramente Conte e i giocatori, se sono entrati nell'ottica di lavorare con Conte, se sono in grado. Chi ti è piaciuto particolarmente questa sera e se c'è qualche giocatore che magari non ti ha convinto al 100% che deve ancora recuperare la miglior condizione? Secondo me Beukema si deve un attimo riprendere e il miglior giocatore probabilmente Politano che è subentrato nel giorno del suo compleanno, gli facciamo anche gli auguri, e ha sfornato subito un assist importante per il gol di Lucca. Invece il tuo commento, il giocatore che più ti è piaciuto e qualcuno che invece magari hai visto ancora non al top? Allora, a me è piaciuto molto anche a me Politano, ma per dire un nome diverso mi è piaciuto anche l'inserimento di Neres, Lang, i passaggi di De Bruyne che sono sempre fantastici. Il giocatore che non mi ha tanto convinto invece è stato Rachmani, ha fatto molti errori, Beukema si deve ancora un pochettino svegliare, deve ancora metabolizzare in che ambito si trova, non è più il Bologna ma è il Napoli. Ha vinto lo scudetto, quindi una squadra completamente diversa. Lucca, pochi inserimenti, non è quello dell'Udinese, anche l'allenamento ovviamente li ha condizionati, ma si devono un attimo svegliare, ragazzi. Ok, grazie. Continuiamo con i commenti. Allora, prima un tifoso criticava De Bruyne e per me De Bruyne ha fatto una partita super, con un gol tra l'altro clamoroso, sfiorato, esatto. E il tifoso adesso un pochino criticava Lucca che ha segnato, quindi non lo so. Però volevo... Un po' di tempo ancora, per tutti i giocatori che sono arrivati si devono ancora ambientare, comunque è un gruppo nuovo con gli inserimenti nuovi. Ci sono quelli già confermati e quella che si devono prendere il loro momento. È ancora presto, però De Bruyne fuori ma se avesse fatto quel gol cosa sarebbe successo? De Bruyne non si discute, ma proprio il modo di toccare palla, di vedere la visione di gioco, è un giocatore fantastico e ci divertiremo sicuramente.
sicuramente. Forza Napoli e grazie. Grazie a te, grazie a te. Un'altra categoria, se avesse fatto quel gol sarebbe stato un qualcosa di pazzesco, e già così con le immagini, con i frame è già pazzesco, perché è stata una giocata super. No, per me è un fenomeno. Non lo vediamo mo lo vediamo fra un paio di settimane. Secondo me quando inizia il campionato trascinerà il nostro Napoli. Beh ragazzi, se questo è l'antipasto e fa queste giocate non è al top della condizione, non oso immaginare quando poi raggiungerà il 100%, quindi da questo punto di vista si può dire veramente poco. No, io te l'ho detto, ribadisco, per me De Bruyne è di un'altra categoria. È un fenomeno. È giusto, grazie. No, non sei preoccupato. Guarda, ma quale preoccupare? È solo un amichevole. Infatti l'abbiamo detto da subito. Napoli si vede ottobre-novembre. C'è tutti quanti a criticare Lucca, Ermedi Simeone, Giugian. Ci mangiamo a quanto. Piano, vieni. Dici qualcosa. Vieni. Ti è piaciuta questa partita? Quale giocatore ti è piaciuto di più? Abbiamo dimenticato, un attimo solo. Vediamo cosa volete esibire. Canale. Siamo noi. Cambia canale. I campioni dell'Italia siamo noi. Siamo noi. Forza Napoli. Aspetta, c'era un attimo lui che voleva dire il giocatore che più ti è piaciuto di questa partita. Lucca, De Bruyne, Noarang, Milinkovic-Savic. Okay. Mica sei preoccupato per questo risultato? Un po' sì, sono preoccupato. Un po' lo è, va bene. Invece tu mica sei preoccupato per questo risultato? Calcio d'agosto, amichevoli? No, però mi dispiace per il bel colpo di tacco che ha fatto De Bruyne nel primo tempo, che era comunque una bella occasione, quindi se segnava era un gol veramente bello. Hai ragione. Chi è il giocatore che più ti è piaciuto di questa partita? De Bruyne e Lucca. Hanno giocato tutte e due bene, Lucca ha fatto il gol e De Bruyne ha fatto quell'azione di tacco che se era gol era un gol fantastico. Ottimo. Allora anche tu vuoi aggiungere qualcosa? Vieni, dici un pochino il giocatore che più ti ha convinto di questa partita. Un attimo. Allora mi è piaciuto. Allora confermo, come ha detto quel bambino, De Bruyne e Lucca, però abbiamo meritato anche di vincere, perché nel secondo tempo abbiamo giocato con cattiveria e senza avere paura. Poi nonostante la forza che noi abbiamo, che il Napoli ha avuto, purtroppo questa sconfitta è stata immeritata e abbiamo meritato di vincere. Anche perché dobbiamo dire, insomma, loro anche un pochino fortunati, 2 tiri, 2 gol e poi non è che abbiano creato tantissimo, ma va bene così, comunque dicevamo è calcio d'agosto, grazie mille. Vogliamo anche fare una citazione doverosa per Politano, Forza Napoli, perché poi parliamo dei nuovi acquisti, dei grandi campioni, però chi resta come Politano e tira la carretta, entra stasera e subito si vede la differenza anche di passo, sta in forma. Sì, perché comunque Politano è un grande campione, l'ha dimostrato anche nelle annate precedenti. Però quest'anno c'è molta concorrenza con Politano, potrebbero arrivare anche nuovi acquisti. Sugli esterni però noi già siamo molto, diciamo, affermati, come lo stesso Politano, Lang che questa sera ha proposto un grande calcio, lo stesso Neres che nel primo tempo praticamente un altro po' ha giocato da solo, però quest'anno se riusciamo a piazzare questi ultimi colpi e riusciamo a consolidarci possiamo fare davvero belle cose. E ci possiamo divertire anche in panorama europeo. Nel frattempo non hai freddo così a mezze maniche, incredibile. È il Napoli che ti scalda, perché nel frattempo le temperature sono crollate, infatti un pochino tutti sono imbottiti. Bene Politano a destra, però bene anche Neres. Che impressione le ha fatto il brasiliano, che quest'anno sembra particolarmente in palla? No, Neres mi è piaciuto, già da quando è venuto a gennaio già giocava bene sulla fascia, potrebbe essere un ottimo sostituto di Kvaratskhelia a fine stagione, magari a metà stagione. Oltre Neres c'è un altro giocatore che ti è piaciuto particolarmente questa sera? De Bruyne mi è piaciuto molto, ha fatto molti passaggi, ha corso parecchio, stava segnando nel primo tempo, anche nel secondo tempo ha fatto un grande passaggio che poteva portare al gol. Hai ragione, grazie mille, perché in effetti De Bruyne se avesse fatto quel gol sarebbe stato un qualcosa di clamoroso, ma già solo aver pensato una tale giocata e aver fatto una tale giocata anche alla sua età, no? Diciamoci la verità, insomma significa veramente che è di un'altra categoria. Se posso.
Il secondo tempo, non so se hanno notato, è successo che lui si è spostato un po' più avanti. Quando si è spostato un po' più avanti abbiamo visto il vero De Bruyne. Io ho visto un paio di giocate che veramente non le vedevo da dietro, diciamo, quello gioca tra le linee. Ma secondo me, se posso fare un appello, deve giocare più avanti. Più avanti. Trequartista. Perché l'ha visto troppo dietro e non lo vedo che sfrutta il suo massimo potenziale. E un'altra cosa, Lang deve essere più concreto, perché lo vedo un po' troppo fumoso. Sì, diciamo che lui è abituato a calcio olandese, probabilmente deve prendere più le misure del calcio italiano e essere più concreto. Su De Bruyne su De Bruyne volevo sottolineare proprio questo che stavi dicendo, ovvero che l'ho visto regista a tratti, mezzala, chiaramente il ruolo di partenza, e poi a un certo punto anche avanzato. Per 10-15 minuti a un certo punto abbiamo visto De Bruyne contro il Brest, cioè praticamente quasi da solo. E almeno la buona notizia è che De Bruyne sta bene fisicamente, sta bene in termini atletici, e quindi la crescita è netta, e questo è sicuramente una cosa importante. Un ultimo messaggio: Neres l'anno prossimo sarà il giocatore migliore della stagione, ve lo dico io. Bella questa, bella, e ce lo auguriamo. Grazie mille, vieni. Questo risultato è chiaro che calcio d'agosto, l'abbiamo detto spesso, ma significa anche che bisogna fare qualche altro acquisto? Sì, assolutamente sì, perché l'esterno manca. Lang si è visto che comunque non è, per il momento non è ancora entrato nei suoi meccanismi, però l'esterno ci vuole assolutamente, sì, ci vuole assolutamente. E siamo ancora incompleti sulla fascia. Politano a destra con Neres se la può giocare, però per esempio è uscito Lang, dopo è entrato Zanoni, non è cosa. È vero, quel cambio pure ha fatto un pochino, come dire, riflettere anche in tribuna stampa. E in effetti volevo chiederti, hai un'idea come esterno a sinistra che il Napoli potrebbe prendere, qualche nome che magari ti scalda particolarmente? Nusa tutta la vita, un fenomeno. Stai dicendo un nome non banale, quindi. Oppure Lookman, però. Oddio, tra lui e lui veramente faccio fatica a comprendere chi potrebbe essere il migliore. Vuoi aggiungere l'ultima cosa? Un nome interessante anche Diao del Como. Beh, questa è una bella idea, però. Sì. Anche perché insomma l'ha cambiato come il Como da gennaio in poi. Vieni a pronunciarti su questo Napoli. Allora è finita 2-1, non è sicuramente il risultato che ti saresti aspettato, ma cosa rappresenta per te questo risultato? Poco? O dà qualche indicazione di qualche natura? No, vabbè, penso che di base, comunque, essendo calcio d'agosto, comunque siamo ancora sulle gambe. Loro comunque mi pare giochino prima di noi la prima di campionato, quindi di base è anche normale che erano un pochino più freschi di noi sulle gambe, eccetera. Però il secondo tempo, per esempio, rispetto al primo, ho visto una squadra molto più propositiva, proprio in generale, proprio a livello di mentalità. Quindi promette bene, secondo me, anche gli acquisti. Comunque De Bruyne già lo vedo più nei meccanismi, personalmente parlando. Quindi oltre questo alla fine è calcio d'agosto, quindi non è che ci diamo tanto conto al risultato. L'importante è che comunque si stiano preparando come si deve. Assolutamente, questo lo sottoscrivo, perché dobbiamo ribadire, è calcio d'agosto, il risultato vale veramente zero. Al massimo ci andiamo a prendere indicazioni di qualunque natura, tattiche, atletiche, insomma, ma sicuramente vale zero. Mi servirebbe uno sgabello per salire lassù, ci proviamo comunque. Domani Napoli-Casertana, cosa si aspetta da quest'altra amichevole? Beh, diciamo che la partita di oggi non era una partita semplice, perché comunque loro hanno giocato la squadra, hanno pressato, sono stati compatti, quindi ci hanno tenuto un po' di difficoltà, diciamo, sotto la zona, diciamo, gol. E il risultato, diciamo, è importante fino a un certo punto, perché se si sbaglia è meglio sbagliare oggi, che comunque siamo sulle amichevoli e non in campionato. Domani mi aspetto un Napoli che comunque dagli errori di oggi impari, insomma, e comunque domani sia più decisivo, giochi più la squadra, meno con azioni individuali, ma che comunque sia più, diciamo, attivo e concretizzi sotto porta, insomma. Quindi questo penso che sia importante. Oggi comunque la partita non mi è dispiaciuta, peccato per il risultato, insomma, però voglio dire, alla fine ci sta. È una squadra che comunque ha tutti acquisti nuovi che devono comunque entrare, diciamo, nella routine, quindi devono cominciare a giocare da squadra. E se questo, diciamo, l'inizio diciamo, di quello che è un seguito, va bene così.
possiamo aspettarci solo di migliorare, insomma, e basta. Okay. Lei domani mattina sarà qui per Napoli-Casertana? Domani mattina no, siamo venuti oggi apposta da Chieti, ma con il cuore, ho portato pure le bambine, perché comunque alla fine la fede, insomma, bisogna crescerla. Okay. Se fosse venuto domani mattina le avrei chiesto la bontà di uno sgabello, sinceramente, quindi meglio che lei non... Lo porto per gli altri, insomma, oggi non ce l'ho dietro. Però. Va bene, grazie mille. Grazie mille. Chi vuole commentare? Ciao, vieni. Allora, questa partita ti è piaciuta? Cosa ne pensi? La partita è stata un po'... cioè il primo tempo non abbiamo giocato bene, il secondo tempo abbiamo giocato meglio, perché secondo me Conte dentro gli spogliatoi ha detto dobbiamo cercare di giocare meglio. E secondo me il Napoli si meritava anche di pareggiare, però dato è un amichevole, non ci interessa il risultato, l'importante è che Conte ha visto cosa deve migliorare. Hai ragione, io leggo nel frattempo se ci sono un po' di aggiornamenti dal campo qui, però la tua considerazione che comunque ascoltavo è corretta, nel senso che il pareggio poteva starci, perché alla fine il Brest ha segnato 2 gol praticamente nelle uniche 2 occasioni create, e anche fa parte del calcio, chiaramente lo sappiamo bene, il Napoli ha fatto anche tesoro di questo, no? Nell'ultima stagione, però dall'altra parte insomma ha creato qualcosa, poteva sicuramente quantomeno pareggiare, ma il risultato, lo ripetiamo, ci interessa veramente zero. Ciò che ci importa è prendere un po' di spunti e capire quel che va migliorato, quel che va rivisto, fermo restando che dobbiamo sottolineare, ragazzi, che le gambe di questi giocatori sono pesantissime, perché stanno lavorando in maniera incessante, mattina, pomeriggio, quindi doppia seduta. Sappiamo che con Antonio Conte significa anche tripla seduta praticamente, non si fermano mai, e quindi dobbiamo essere consapevoli di questo. Allora, volevo un attimo vedere i top e flop di Claudio Russo, e vedevo che effettivamente piazzava tra i top De Bruyne, Neres e Politano. Sei d'accordo? Sì, De Bruyne ha fatto belle azioni e secondo me poteva anche segnare. Hai ragione, grida vendetta quel tacco che non è entrato, perché sarebbe stato veramente meraviglioso, ma lo è stato a prescindere, è stata una giocata da campione qual è. Grazie mille, grazie. Proseguiamo con un altro amico tifoso del Napoli. Cosa ci dici su questa partita? Un pizzico di delusione per certi aspetti, o va bene così perché il calcio è d'agosto? Il calcio di agosto l'abbiamo capito che i giocatori hanno le gambe pesanti, perché Antonio Conte poi li sfonda negli allenamenti. Esatto, hai detto proprio un termine che rende veramente l'idea. Quindi va bene così, il risultato insomma ci interessa poco. Magari mi dici chi ti è piaciuto di questa partita, qualche giocatore che hai visto? Appena entrato mi è piaciuto tanto. Molto bene, quindi si può ripartire da lui, che sicuramente è una colonna portante di questo Napoli. Come dire, alle volte è poco sponsorizzato perché fa tutta la fascia, segna poco, però è un calciatore che traina questo Napoli, che porta veramente, trascina questo Napoli, quindi riparte da lui. Tra Neres e Politano chi metteresti titolare a inizio stagione? A destra? Sì. Allora, Politano perché... Allora, Neres è forte perché è forte, però Politano perché ti fa la difesa, cioè nel senso torna. Questo piace a Conte. È vero, esterno a tutta fascia, ed è questo il motivo per cui appunto voleva prendere anche Ndoye, perché è un calciatore che è molto offensivo, corre, ma che ripiega la gamba per fare tutta la fascia. Grazie mille, grazie, e proseguiamo, assolutamente. Io credo che invece di puntare su Neres a destra bisogna puntare sull'acquisto di un esterno destro che dia alternanza a Politano e ripassare con Neres a sinistra e Malang, che danno comunque molta spinta, e sono 2 giocatori molto simili, quindi passare sull'altra fascia creando un giocatore un po' più tecnico che riprenda un po' le caratteristiche di Politano stesso. Quindi questo è uno spunto interessante, cioè proponi di passare, rimettere praticamente Neres a sinistra e non acquistare un esterno sinistro ma un esterno destro che vada poi ad alternarsi con Politano. Questo è uno spunto che insomma interessante, ci può stare, non possiamo nemmeno troppo escluderlo, perché in casa Napoli sembra che le idee cambino di continuo, non per incertezza ma perché stanno veramente valutando le migliori soluzioni al netto delle possibilità sul mercato. La gara di stasera ci dice che serve ancora qualcosa dal mercato o cosa? Al momento stiamo sperimentando, secondo il mio punto di vista. Sono partite che mettono minuti nelle gambe e danno idea al mister di come far funzionare al meglio la macchina Napoli.
Non voglio aggiungere altro sulle questioni mercato, Sì. perché sono questioni molto personali, insomma, chi la pensa in un modo, chi la pensa in un altro, però sicuramente è un esterno. Abbiamo fatto degli ottimi innesti come la difesa, Beukema e anche il portiere che non ha dato, insomma, il meglio delle prestazioni perché non è stato impensierito al massimo, ma credo che sia un ottimo acquisto quello che abbiamo fatto, di avere un secondo portiere praticamente un titolare. Quindi credo che abbiamo Sinistro vale tanto, adesso. terzino sinistro, si parla di Gutierrez, Sì, è vero, è vero. quindi Gutierrez spero che lo riusciamo a portare, insomma, a casa. Sarebbe un ottimo acquisto. Hai ragione, perché sembra che il Napoli lo abbia praticamente bloccato Gutierrez, adesso deve solo decidere se affondare o meno il colpo, una serie di valutazioni, proprio perché il Napoli ragiona se prendere un terzino, alzare magari Spinazzola come alternativa, oppure insomma fare un po' di valutazioni tra tutte le figurine che stanno sul tavolo, e che Conte ha reso un album meraviglioso nella passata stagione, pur avendo la metà dei giocatori che adesso già sono in ritiro, quindi sicuramente bisogna essere ottimisti, perché Perciò se si con prospetta- mezza squadra ha vinto lo Esatto, scudetto, questo con due dicevo. squadre mi sa che quantomeno possa farci Il divertire. bis, magari speriamo il bis dello scudetto. Assolutamente. Da questo punto di vista, qual è la squadra che temi, tra virgolette, che magari potrebbe impensierire il Napoli nella corsa a scudetto? Io credo la Roma. La Roma, perché credo Questa che... è bella, è nuova. Sì, credo la Roma è un mio pensiero. Penso che abbia fatto un ottimo acquisto in panchina. Subito effetto Gasp. Effetto Gasp, si sa, Gasp casa, è un ottimo allenatore. E anche con Ferguson, che hanno preso un'altra punta di diamante dal Brighton, hanno fatto un ottimo acquisto e secondo me possono competere al titolo. Secondo il mio punto di vista. Vediamo, però sarebbe interessante vedere una corsa a scudetto Sì, un po' assolutamente. proiettata un po' sul sud, sul centro-sud, quindi... Anche perché non si vede da un sacco di tempo. Esatto. Grazie mille ragazzi, Grazie grazie. a voi. Vuoi aggiungere qualcosa su questo Napoli e su questa partita? Cosa ti è piaciuto e cosa invece magari è da rivedere secondo te per questo Napoli? L'amichevole secondo me è andata bene perché si provano nuovi giocatori, nuove tattiche. Il giocatore che mi è piaciuto di più sono stati Matteo Politano e Kevin De Bruyne. Spero che il Napoli prova un acquisto di un'ala destra e così in campionato potremmo fare molto bene. Perfetto, grazie mille. Prima di andare via, se magari mi dici anche se qualcuno non ti è piaciuto, perché sentivo che insomma citavi Politano, De Bruyne, e quindi se ci dici anche qualcuno che deve ancora rimettersi al top, ecco. Secondo me qualcuno che deve rimettersi al top è vero che ha segnato, però Lucca poteva fare di meglio. Magari in termini atletici sappiamo che giocatori grossi hanno bisogno di un po' più di tempo, però nel frattempo, se nel frattempo non è al top ma segna, va bene anche così, però l'osservazione comunque è corretta, perché i giocatori più grandi devono come dire, lavorare un pizzico in più per rimettersi in forma, quindi siamo un po' più fortunati noi che siamo piccolini da questo punto di vista, forse. Allora, scherzi a parte, io un'osservazione che ho fatto e che condivido in diretta anche con voi è che una valutazione che facevo in realtà anche prima di questa partita, il sesto centrocampista, si parla di Miretti, un calciatore che non è un calciatore di contenimento, un calciatore di muscoli, no? In stile Anghissà, e allo stato attuale in questo centrocampo molto importante sul piano qualitativo manca un po' di muscoli, manca un po' di interdizione. Se non c'è Anghissà, e lo abbiamo visto nel primo tempo, c'è un problema, considerando che Anghissà andrà in Coppa d'Africa e dunque mancherà a gennaio. Il sesto centrocampista dovrebbe essere un centrocampista muscoloso, quindi di rottura, e non magari un calciatore o intermedio o di palleggio. Certo. Questo sta a De Laurentiis, al presidente. Lui penso che lo sa e sicuramente ci farà contenti a noi tifosi. Nel frattempo sono arrivati comunque 6 acquisti. Il settimo acquisto chi potrebbe essere? Chi le piacerebbe ora, al netto anche di questo discorso del centrocampo? Attenzione nel frattempo che c'è la camionetta che passa della polizia. Io non... No, pure in generale, parlo anche di fasce, qualunque giocatore. Grealish, quindi opteresti per la soluzione britannica, un'altra soluzione dal City, ecco, dopo De Bruyne. Approva questo nome? Certo, sì, questo qua sì, un bel nome.
Speriamo bene. Speriamo, grazie mille. Sicuramente il Napoli dovrà intervenire e acquistare, operare ancora qualche pedina per completare questo mosaico che comunque sta prendendo forma e al di là del risultato di stasera, ripetiamo che vale 0, comunque sta mettendo su un qualcosa di importante. Ragazzi, se volete aggiungere qualcosa siete i benvenuti anche perché noi siamo in chiusura, siamo comunque praticamente, ecco, buonasera. Allora, questa partita cosa vi è piaciuto o chi e cosa magari da rivedere? Allora, diciamo che in questa partita ci è piaciuto un po' tutto perché abbiamo visto che i ragazzi, soprattutto nel secondo tempo, hanno dato molta anima, diciamo, si sono impegnati abbastanza, hanno dimostrato il loro valore anche se la partita è rimasta sconfitta, ma è un'amichevole, quindi non dobbiamo soffermarci. Mi è piaciuto molto De Bruyne, che l'ho visto più attivo, l'ho visto anche, diciamo, con più cattiveria, diciamo così, man mano sta rientrando, diciamo, nelle attitudini che rispettano il nostro campionato. Per il resto è una bella partita, mi sono piaciuti tutti quanti, devo dire la verità. Perfetto, domani ci sarà un'altra di partita, ti chiedo innanzitutto se ci sarai o se insomma hai preso impegni solo per questa e a prescindere... Ok, a prescindere se mi dici cosa ti aspetti per la gara di domani, magari chi potrebbe giocare o chi potrebbe segnare e come potrebbe finire, chiaramente è un altro tipo di amichevole rispetto a questa perché il livello non ce ne voglia da Casertana, tanto affetto da Campana, però chiaramente questi hanno giocato la Champions lo scorso anno, quindi questi giocatori non sono certamente da sottovalutare al netto dei tanti cambiamenti che hanno fatto. Secondo me sarà un allenamento domani, quindi niente di particolare. In effetti in realtà nasce come allenamento congiunto, poi diventa forse su un piano formale, su un piano organizzativo, un amichevole, però tendenzialmente è un allenamento congiunto come ne abbiamo visti diversi ormai in questi anni. Chi ti piacerebbe vedere, diciamo, in forma domani contro la Casertana? Vabbè, vorrei vedere un gol di De Bruyne perché ancora deve arrivare, basta. Ci è andato vicino. Secondo me a breve lo vedremo, anche un bel gol secondo me. Oggi ci ha provato ma non ci è riuscito. È vero, chissà che non possa essere già domani. Se De Bruyne avesse fatto quel gol clamoroso sarebbe stato qualcosa di pazzesco. Sì. Avremmo Speriamo domani riesce, anche per lui. Assolutamente, per acquisire un po' di fiducia, non che chiaramente abbia bisogno di una spinta perché è lui che spinge tutto l'ambiente, però è chiaro, bisogna rompere il ghiaccio anche sul piano meramente di gol, insomma, da questo punto di vista. Grazie mille ragazzi, grazie, e forza Napoli, e insomma sono rimasti solo 2 tifosi, non so se vogliono intervenire. Te ne stai andando, allora prima di andare via, se ci dai buonasera, se ci dai un commento su questa partita, cose positive e cose che magari sono da rivedere. No, secondo me da rivedere poco, cioè nel senso Conte farà le sue valutazioni, giustamente sta provando, siamo in ritiro e come diceva l'altro collega vanno provate varie tattiche, vanno provate vari moduli, vanno provata la formazione perfetta, pure perché adesso dobbiamo pure vedere i difensori, quali difensori giocano bene insieme, c'è un centrocampisti che giocano bene insieme, sentivo prima gli acquisti al centrocampo, anche se in Coppa d'Africa. Secondo me è inutile allargare troppo la rosa e poi dopo andare ad acchiapparli in mezzo al campo i giocatori, è meglio formare qualcuno al posto di Anghissà che già abbiamo e magari rafforzare, che ne so, un reparto difensivo che può andare un pochino più ad acqua tra Champions League, Coppa Italia e campionato, e qualcosa del genere secondo me. Per quelli che non mi sono piaciuti oggi, secondo me possiamo parlare di Lucca, che l'ho visto un po' troppo statico, poi lascia stare come dicevi, sarà pure la forma fisica che deve prendere come Lukaku l'anno scorso, che l'abbiamo visto correre oggi dopo forse un paio d'anni, mi sono emozionato quando l'ho visto, è stato bellissimo. E Lukaku così, ho visto un po' con la difesa, Rachmani stava a terra al secondo tempo, ma anche al primo tempo, nei primi minuti, l'ho visto richiamato 2 o 3 volte dal capitano e quindi secondo me qualche pecca ci sta, ma sono pecche di ritiro, difficoltà ad allenarsi, secondo me difficoltà ad allenarsi, perdonami, la stanchezza. Lo abbiamo conosciuto Conte, li carica al massimo, quindi queste qua sono partite solamente per lasciare un pochino il pallone in mano agli avversari, vedere come possiamo recuperare questo pallone e come possiamo ripartire dopo, che poi il gol non viene, è un amichevole, non fa niente, l'importante è capire come giochiamo bene insieme. È
È vero, analisi molto lucida, devo dire la verità, perché lo dobbiamo ribadire, le gambe di questi ragazzi sono pesantissime, perché stamattina si sono allenati banalmente. L'allenamento di Conte, soprattutto prima di una partita, non è come dire di riposo, stretching, no, insomma il fischietto si sentiva come stamattina al netto delle porte chiuse, quindi insomma questi ragazzi sono abbastanza sotto stress. Il ragazzo prima diceva che domani sarà sarà una passeggiata contro la Caserta, ma secondo me con lo sforzo fisico che tengono domani secondo me giochiamo alla pari. Secondo me pure ai rigori giochiamo alla pari. Si riduce il gap, però anche domani non dobbiamo considerare il risultato, perché vale veramente zero, ragazzi, veramente zero. Puoi perdere pure 5 amichevoli in tutto il precampionato e poi i gol di De Bruyne, ci conserviamo tutti i gol di Lucca, di Lukaku per il campionato, Champions e Coppa Italia. Sì, anche perché bisogna banalmente vedere poi ciò che accade in campo, se De Bruyne sta bene e sfiora quel gol, se Politano entra e impatta benissimo, se Neres gioca bene, e se Anghissà anche subentra e fa subito il suo, è questo quello che dobbiamo osservare. È una scheggia, Anghissà lo vediamo in mezzo al campo, tra virgolette è un po' cammina, però la sua presenza è fondamentale in mezzo al campo, riempie quel buco a centrocampo che si viene a creare, giustamente come dicevamo, quando la sua presenza manca, anche perché poi lo Lobotka magari gioca un pochino più dietro, avendo un De Bruyne che gioca un pochino più avanti, si trovano un pochino in scompenso, arriva Anghissà, è proprio la livella del centrocampo, e abbiamo visto come ha funzionato bene il centrocampo. Poi per il resto, da ignorante vi dico, meglio subire durante le amichevoli, subire il più possibile, in modo tale da prepararci il più possibile all'attacco delle altre squadre, che saranno sicuramente più forti di un Brest, di una Casertana, un Sorrento, di un Olympiacos, e dare tutto poi durante la stagione. Assolutamente, chiunque firmerebbe per perderle tutte e per poi vincere un altro scudetto. Acquisire competenze per conoscersi e per giocare meglio contro le altre squadre. Assolutamente, grazie per aver chiuso con noi sia la diretta sia lo stadio, perché praticamente siamo agli sgoccioli. Grazie mille e buon rientro, ragazzi, grazie ancora.